Cari amici dei custodi della memoria, cari amici della Sardegna, cari amanti dell'archeologia sarda, abbiamo fatto 2 ore di macchina per vedere una bellezza dei territori di Sarule. Bisogna camminare un po', poi eventualmente vi daremo anche le coordinate per arrivare in questo straordinario posto che chiamano necropoli di Savranedda. Quindi in territorio di Sarule ci sono 3 Domus de Janas, almeno 3, in questa necropoli di Savranedda. 2 le individuate, la terza non ci sono riuscito, ma è la prima che praticamente colpisce l'appassionato dell'archeologia sarda, perché anche se insomma qua potete vedere un ampio dromos, l'ingresso è in cattivo stato, si vede chiaro perché non doveva essere così grande, ma comunque la cosa più bella e la cosa più importante è all'interno e noi ve la facciamo vedere, io ve la faccio vedere. E quindi prima di entrare vi diamo qualche notizia. Siamo appunto nei territori di Sarule e non è molto questo posto non è molto lontano dai territori comunali di Ottana. Abbiamo imparato che praticamente in questi posti i nostri antenati avevano iniziato a seppellire i morti, ok? Quindi stiamo parlando di un qualcosa che avveniva più di 5.000 anni fa, forse anche 6.000 anni fa. La roccia sulla quale hanno scavato questa meraviglia sinceramente non la so benissimo, però è molto probabile che per esclusione non è basalto, non è granito, potrebbe essere un qualcosa tra, io mi ricordo quando il mio professore mi faceva vedere le pietre in mineralogia, una cosa del genere poteva essere, non lo so, un granato, un qualcosa di orite. Qui Luigi Sanciu oppure il mio amico Sergio Corsini potrebbero venirmi incontro. Ad ogni modo adesso entriamo e vi faccio vedere la bellezza di questa. Guardate un po' sulla sinistra, questa decorazione, questa splendida decorazione che ci ha ricordato molto, non so se ve lo ricordate, la Domus Brodu di Oniferi. E insomma, ora cerco di avvicinarmi un po' perché è davvero strepitoso. Sono davvero contento perché comunque non è facilissimo arrivarci, non è difficilissimo. Il problema è che da soli, senza qualcuno che ci accompagni esperto, bisogna lavorarci sui sentieri. Tenete in considerazione che non abbiamo attraversato nessun terreno privato, perlomeno non ho scavalcato nessun cancello, ho solamente preso uno screenshot che mi ha mandato un amico, poi farò i riferimenti nella pagina e sono arrivato praticamente all'interno di questa domus. Guardate che meraviglia la decorazione che potete vedere sulla parete sinistra. Ok, guardate che bello questa triplice, anzi questa duplice corna, questo duplice motivo scolpito che sin dall'inizio del video ho detto che sembrava assomigliasse a Brodu, però è straordinario ragazzi, è straordinario. Le Domus de Janas decorate sono circa un 200, ok? E tra queste 200 un centinaio, 120 hanno queste decorazioni così in basso rilievo. La lesena è strepitosa, questi semipilastri sono spettacolari, ma vi ripeto, io spero che si veda con lo stabilizzatore il motivo delle duplici corna. Tenete in considerazione che possiamo chiamarla una protome perché praticamente il portello funge da testa del toro, ok? Questo è secondo alcune interpretazioni, quindi io posso dire che sto filmando una protome taurina. Poi adesso se io mi avvicino con lo stabilizzatore all'interno della camera vera e propria dove praticamente seppellivano i morti, perché sicuramente io qua sono nell'anticella, vi faccio vedere come si dipana. Spettacolare ragazzi, spettacolare. Quindi vedete come si snoda questa bellissima Domus de Janas Savranedda. Ora io non vi voglio annoiare, vi faccio vedere un particolare strepitoso, se magari viene illuminato. Qui c'era l'ocra rossa, è chiaro, ma c'era anche qui, guardate che rimangono delle tracce di ocra rossa spettacolari. La parete scolpita anche sulla sinistra, ma io mi chiedo che cosa doveva essere quando avevano appena terminata di batterla, di inciderla. Strepitoso. Ok, amici del Custode della Memoria, io mi metto qui alla schiena, con la schiena nella parete di fronte all'ingresso che, come potete vedere, vedete un po', ok, appare visibilmente danneggiato. Questo è un posto che merita davvero una visita, quindi se non ci sapete arrivare da soli vi consiglio di
delle guide locali, delle guide che conoscete, perché io vi assicuro che quando verrete qua il vostro cuore insomma, si riempirà di gioia. Ora io provo a spegnere la luce perché voglio vedere da questa inquadratura se magari si vede meglio. Sì, ma penso proprio di sì, eh? Monica ci sta indicando i limiti delle protomi, i limiti delle duplici corna, ma insomma è chiaro che questa cosa qua è a dir poco sensazionale. Ora io me la godo, mi faccio un po' di contemplazione e vi saluto con affetto, ok? Un caro saluto dai Custodi della Memoria. Ciao amici. L'altra praticamente è a qualche decina di metri dalla prima, erano tre, io ne ho solamente visto due. Vale la pena vedere anche questa perché è praticamente un bijou. Guardate che carina. Ora io mi inchino un pochettino, guardate un po' sulla destra e sulla sinistra si vede la bellezza di quest'altra sepoltura che è, come potete vedere più in fondo, ovviamente appare articolata in più celle, ok? E quindi siamo riusciti anche a divulgare questa meraviglia di Salure e non mi resta che salutarvi, va bene? Un caro abbraccio amici di Custodi della Memoria, ciao a tutti.